Regione siciliana, tra fallimenti che non esistono e minacce di commissariamento, dopo le dimissioni di Lombardo si vota a ottobre. Unione Europea, l'Italia ha approvato l'UMS e lo Fiscal Compact. Munno musulmano, Raggia e Vignitta per un film contro il Maometto. Crisi economica, i comuni adoperano i boni locali. Pallone, partenza difficile per lo Palermo. Benedica a tutti. Questa edizione di Supermondi ripigliamo le normali puntate settimanali. Nichista volevamo riassumere le principali notizie della Stato. Cominciamo con un servizio sopra le vicende che vedono protagonista ante le mense di informazione nella regione siciliana. Nei mesi di giugnetto ha cominciato chi parsi un vero e proprio attacco mediatico alle istituzioni in regione siciliana. Iniziarono alcuni giornali pubblicando quasi ogni giorno articoli che mettevano in evidenza le sfragamenti vere o inventate della regione siciliana. Continuarono le televisioni nazionali con i suoi telegiornali e magari con programmi specifici. In questo clima mediatico, il presidente del Consiglio Mario Monti mandò una liccia al presidente della regione siciliana Raffaele Lombardo per comunicare le sue preoccupazioni per un temuto prossimo fallimento della regione e per domandare se per davvero confermava le sue intenzioni di dimettersi a fine mese. Parse una maniera per dirci se non teneva ai commissario la regione che sta fallendo. Questa preoccupazione di Monte non si capiva di dove veniva, visto che la regione siciliana aveva le conti meglio di tante altre regioni italiane e magari di chi dello Stato stesso. Dopo le proteste del governo regionale, il governo nazionale ha ammettere per giorno appresso che il suo pericolo effettivamente non esisteva. L'ultimo giorno di giugnetto Lombardo si dimetteva, così come aveva annunziato, provocando le elezioni anticipate. Pochi cristiani sanno che nel stesso periodo si stava sviluppando una trattazione tra lo Stato e la Regione per l'attuazione dello Statuto siciliano. Si teme di chi si tratta della voce di uno dei componenti dello gruppo di travaglio che supporta la Regione per la sua attività nella Commissione paritetica Stato-Regione in materia di Statuto, il professore Massimo Costa. La trattativa tra Stato e Regione è cominciata a gennaio. Si è istituito un tavolo per definire finalmente i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione che attendono definizioni da 66 anni. La Regione alla fine di questa primavera ha presentato la sua piattaforma, scandalizzando un po' lo Stato, perché sostanzialmente la Regione ha detto non vogliamo più nessun trasferimento di parte corrente dallo Stato, quindi lo Stato non ci deve pagare stipendi, non ci deve dare trasferimenti, la Regione siciliana ce la fa da sola con i propri tributi, ma questo è il punto. Come c'è scritto nello Statuto, noi, a parte quei pochi tributi riservati allo Stato, vogliamo tutte le entrate riscosse e maturate in Sicilia, acque territoriali comprese. E quelle riservate allo Stato, visto che svolgiamo le funzioni dello Stato in Sicilia, devolute parimenti alla Regione. Lo Stato quindi darebbe, secondo la piattaforma della Regione, soltanto il Fondo di solidarietà nazionale per realizzare infrastrutture, quindi ferrovie, aeroporti, eccetera, eccetera. Questa proposta per un po' di tempo non ha avuto alcuna risposta da parte dello Stato. Dopodiché lo Stato ha risposto in maniera scomposta. Da un lato c'è stato l'attacco mediatico in cui si è detto che la Sicilia stava fallendo e il presidente Monti ha voluto sapere, insomma, hanno fatto saltare il tavolo chiaramente. Dall'altro una risposta ufficiale, data su un foglio fotocopiato, quindi neanche una risposta protocollata, è stata negativa su tutta la linea. Ma la cosa simpatica è che questa risposta dello Stato era incoerente con la nostra domanda. Cioè noi dicevamo, dateci i tributi, ci prendiamo tutte le funzioni che hanno lo stesso costo. La risposta dello Stato è stata, noi i tributi non ve li diamo perché questa nuova entrata per la Regione non ha copertura finanziaria, quindi hanno fatto finta di non sentire la seconda parte della nostra proposta, cioè quella che noi eravamo disposti a prenderci le funzioni statali. Quindi noi eravamo disposti a prenderci questo, ma evidentemente il costo di queste funzioni era minore delle entrate che ogni anno lo Stato lucra dalla Sicilia senza dare nulla in cambio. Il quadro è assolutamente drammatico, anche perché lo Stato sta violando persino i decreti attuativi distorti dello Statuto del lontano 1965 che ancora si attuano, perché dal lato delle entrate quei pochi tributi che allora si riconobbe che dovevano andare al 100% alla Regione, con delle direttive emanate all'Agenzia delle Entrate siciliane, vengono trasferiti a Roma in parte. Dall'altro vuole darci le spese, ma con il patto di stabilità ci impedisce di spendere, facendo andare al collasso migliaia di imprese siciliane. Quindi lo Stato sta lentamente strangolando la Sicilia, quando la Sicilia ha chiesto di camminare sulle proprie gambe, ma questo forse non ve lo dirà nessuno.
L'19 di giugno la Camera dei Deputati ha approvato definitivamente la ratifica dello Trattato MES e dello Fiscal Compact. Assai furono l'assenza e l'astenuti che insieme alle vote contrarie rappresentarono la maggioranza per lo voto sopra lo MES e poco più picca per chi dopo lo Fiscal Compact. I due trattati mettono un talimano di organismi sopranazionali, dinari, che agli stati donano per lo funno salvastati. Il problema è che i cristiani a capo di queste organizzazioni che decidono che può pigliare le picciole e che no, sono funzionari che non conosce e che non mai votato, ma che hanno più poteri del governo votati dai cittadini. L'11 settembre ammazzarono l'ambasciatore USA in Libia, Chris Stevens, durante l'assalto alla sede di rappresentanza statunitense di Bengasi. Quiddo perdono la vita un altro funzionario e 2 soldati e una decina di agenti di sicurezza libici. Arrestarono feruti invece alcuni civili statunitensi. Tutto iniziò con la protesta per un film anti-Maometto, l'innocenza delle musulmane, che già aveva scatenato violente proteste davanti all'ambasciata egiziana allo Cairo. Le proteste contro l'ambasciata USA continuarono magari in Libano, Tunisia e Sudan. La relazione con Al-Qaeda non è accertata, ma la coincidenza con l'anniversario dell'11 di settembre e l'annuncio ufficiale della morte di Abu al-Libi, il numero 2 di Al-Qaeda ammazzato lo passato giugno, non parono essere semplici casualità. Impiorava la situazione in Siria, dove le ribelli riescero a aumentare la sua presenza a Damasco e a pigliare il controllo di una poco di zone al confine con Iraq e Turchia. Per la prima volta l'Iran ammetteva pubblicamente la settimana passata la presenza delle proprie forze in Siria, considerata l'anello d'oro della catena della resistenza contro il governo sionista di Israele, come disse Ali Akbar Velayati, consigliere della guida suprema iraniana Ali Khamenei. E mentre continuano le conferenze diplomatiche tra Assad e l'inviato di l'ONU Brahimi, continuano pure a morire a centinaia di civili e gli innocenti come femmine e piccerid. Lo maltempo che si abbattiva lo mattino del 15 di settembre nell'arcipelago delle Isole Eolie provocò danni per 30 milioni di euro. Piovì solo per 2 ore, ma fu l'alluvione più potente che si ricorda di Chidda del 1860. Lo giorno 13 di settembre la Gazzetta di Parma pubblicava la notizia che la giunta a 5 stelle del comune di Parma ha deciso di utilizzare lo sistema delle buone check come formula di pagamento nel commercio della città. Check è l'acronimo di Solidarietà che cammina e le buone sono un progetto dell'Associazione Nazionale di Volontariato Arcipelago Check che le mette in circolazione e le distribuisce gratuitamente in tutto il territorio nazionale. Praticamente è un patto scinciuto tra gente comune, ditte commerciali, artigiani e agricoli, tra professionisti e enti pubblici, che ha lo scopo di promuovere localmente lo scambio di beni e servizi accettando una riduzione percentuale dello prezzo rappresentata dai buoni check. I buoni check non si possono scanciare in euro, pur avendo un rapporto di 1 a 1 con l'euro. Chi che l'accettano indicano una percentuale di accettazione che di solito va dello 5 al 30% rispetto allo prezzo in euro. Aumentano di fatto il potere d'acquisto delle famiglie, ma in particolare spingono l'acquisto verso le ditte locali, creando così un'economia socialmente virtuosa. Da questo periodo pure lo quarto municipio di Roma e lo comune di Cotroni, in Calabria, si stanno attivando per far ottenere alle cittadine i tanti progetti che Arcipelago Check sta realizzando per rivitalizzare l'economia locale e per far riappropriare alle comunità le sovranità popolari perdute. Pallone. Lo Palermo ha cominciato malamente il suo campionato, accucchiando un solo punto tra le prime 3 partite. Dopo questo risultato, il presidente Zamparini mandò alla casa all'allenatore Sannino e pigliò a Gasperini, ma le cose si stentano a canciare. La squadra siciliana di Serie A, lo Catania, ha poi un inizio più normale. Dopo 27 medaglie conquistate, 8 d'oro, 9 d'argento e 11 di bronzo, l'Italia si classificava ottava nelle medagliere internazionali delle Olimpiadi di Londra 2012. La disciplina che accucchiò più medaglie fu la sgrima che vinse 3 medaglie d'oro, 2 d'argento e 2 di bronzo. Mentre tra le Paralimpiadi, giocate subito appresso alle Olimpiadi, l'Italia conquistò 28 medaglie, di queste 9 d'oro, 8 d'argento e 11 di bronzo. Questo è tutto questa settimana. Ne vediamo il prossimo venere. Salutiamo!